Dopo 2 sconfitte consecutive, la Pallacanestro Nuoro è tornata alla vittoria nel primo turno della fase a orologio del campionato regionale di Serie D. I nuoresi, guidati in panchina dal nuovo coach Salvatore Pinna, hanno superato col punteggio di 66-64 la Ferrini Basket quarto. Grazie ai 2 punti, i biancorossi toccano quota 10 in graduatoria, assestandosi al quinto posto in classifica. I Sirbones si stanno rivelando la bestia nera dei quartesi alla terza sconfitta stagionale nelle sfide contro i nuoresi. Sugli scudi Azzei, autore di 27 punti, che ne hanno fatto il top scorer della gara. Ottimo anche l'esordio di Bugliani, che ha dato solidità ed esperienza alla formazione biancorossa, realizzando anche 13 punti. Nel complesso si è vista una buona pallacanestro Nuoro che sembra aver smaltito i contraccolpi psicologici del cambio in panchina. I nuoresi sono entrati in campo decisi ad aggiudicarsi la vittoria. Il primo quarto ha visto la pallacanestro Nuoro chiudere in vantaggio sul 12-6. Ci si attendeva che il dominio biancorosso continuasse, invece si sono svegliati i quartesi che hanno ridotto il divario aggiudicandosi la seconda frazione col punteggio di 22-18, che ha mandato le squadre al riposo lungo con i nuoresi in vantaggio di 2 lunghezze, 30-28 il parziale. Il terzo tempo è stato equilibratissimo con le 2 formazioni che hanno risposto colpo su colpo. Il parziale della frazione 11 pari la dice lunga sull'andamento del match. L'ultimo tempo ha confermato l'andamento complessivo della sfida tra la Pallacanestro Nuoro e la Ferrini Basket. Si è andate avanti di pari passo con i nuoresi decisi a difendere il vantaggio di 2 lunghezze accumulato nella prima parte della gara. I quartesi hanno tentato il tutto per tutto per ribaltare il punteggio loro sfavorevole, ma alla fine la quarta frazione è terminata sul 15 pari, il risultato parziale che ha consentito ai nuoresi di aggiudicarsi l'incontro col punteggio di 66-64. Nel prossimo turno, il programma sabato, la Pallacanestro Nuoro sarà di scena a San Sperate contro il locale Basket Club. I cagliaritani precedono i nuoresi di 2 punti in classifica e la sfida è l'occasione giusta per agganciarli al quarto posto in graduatoria.